In questo momento stiamo intervenendo in via Ragazzi 99 per il rifacimento del tappeto d'usura di alcuni marciapiedi, che erano ammalorati da tempo e richiesti per essere sistemati dai cittadini. Oggi, giornata principale per gli interventi, contiamo di concludere già forse in giornata buona parte del lavoro e da lì poi ci sposteremo in altre zone della città. I marciapiedi sono stati una priorità, in particolare i maggiormente ammalorati, ma i punti più sensibili, quindi scuole, centri di aggregazione. Con l'arrivo dell'estate e delle temperature più elevate è partita anche a Vicenza la stagione delle asfaltature che sfruttano le condizioni climatiche più favorevoli per questo tipo di interventi. I lavori mirati di AMCPS si concentreranno sui marciapiedi delle aree più critiche. Una volta conclusa l'asfaltatura in via Ragazzi del 99, il cantiere passerà in via Volta, ma le scuole restano i poli su cui verrà concentrata particolare attenzione. Altro intervento stagionale molto atteso, la messa in sicurezza dei punti critici delle ciclabili. In via dei Laghi, nel giro di qualche giorno, saranno conclusi i lavori di sistemazione della passerella ciclopedonale. Verranno rimosse e sostituite le assi in legno più deteriorate e sarà ripristinato il parapetto. Sì, siamo anche lì finalmente cantierezzati con la sistemazione e la messa in sicurezza della passerella della ciclopedonale a Laghetto che collega Laghetto con Maddalene. Questo è un intervento atteso da tempo che anche i cittadini ci avevano richiesto. Siamo lì finalmente con AMCPS a intervenire per risolvere le problematiche e dare una garanzia di durata nel tempo. Questo però logicamente è un lavoro propedeutico per messa in sicurezza. Stiamo già provvedendo alla riprogettazione totale della passerella per sostituirla poi l'anno prossimo.